vorrei dire che il mio punto di vista è identico a quello di Simone Morandini. Aggiungo a rafforzare un passaggio che lui ha fatto, che io ero a Parigi alla COP21 del 2015 e la spinta della Laudato Si è stata formidabile, non solo per la presenza di movimenti giovanili orientati in senso cattolico, ma perché io penso che la Laudato Si sia il documento più lucido di lettura della crisi del 2008, no? Che sia stato fatto. Nella Laudato Si, peraltro, si fa esplicito riferimento a questo, quando si dice che si è tardato a capire la portata di quella crisi e si fatica a capire la portata della crisi climatica in un passaggio. In un documento che è scritto benissimo. Io non ricordo documenti che riescono con un linguaggio così semplice a parlare di questioni sia pratiche che altissime. Cioè, questa è un'enciclica in cui si parla di raccolta differenziata e di OGM, di finanza globale e di organizzazione delle città e collegando molti temi. Io vorrei dire che quello che penso, è un po' anche il retroterra di quel documento, è che, e questa è che la parte migliore dell'economia italiana assomiglia alla Laudato Si molto più di altre economie. Perché noi dobbiamo preoccuparci anche di qual è la risposta, no? Capisci? Io penso che la generazione Greta ha bisogno di meno carezze e più risposte. È chiaro che non possiamo chiedere una risposta a ragazzi che sono quasi bambini, poco più che bambini, no? Hemingway diceva che avere un cuore giovane non è una vergogna ma un onore, no? Loro esprimono una domanda. Qual è la risposta a questa domanda? E anche qual è la risposta a una riflessione, anche quella espressione bellissima, che nell'Eurodato Si viene descritta come una riflessione gioiosa e drammatica, no? Quindi per far capire che non è il muro del pianto, per capirci, si cerca di evocare delle energie positive nel fare questa lettura. Secondo me è una risposta che assomiglia un po' di più a quello che noi siamo, alla parte migliore di quello che noi siamo, alla parte migliore della nostra tradizione anche produttiva. Abbiamo parlato anche stamattina con Francesco, con Roberto, ci confrontiamo su questo molte volte, che rappresenta, come dice questo manifesto, anche diciamo che affrontare la crisi climatica richiede un'economia che, proprio perché è più a misura d'uomo, è più forte, è più in grado di affrontare il futuro. Provo a dare qualche esempio pratico e poi arrivo sul manifesto, perché altrimenti rimaniamo impotenti, no? Perché altrimenti sembra che rispetto ai cambiamenti in corso nel mondo noi rischiamo di essere impotenti, ma rischiamo anche di perdere economicamente. Questo lo voglio dire perché tu prima facevi riferimento alla questione del diesel. Io vi segnalo che se non ci sbrighiamo la Cina ci sommerge di auto elettriche, no? Perché cerchiamo di capire come il mondo, diciamo, si sta muovendo anche in tanti terreni, no? A me ha colpito una cosa, se volete, anche strana, cioè l'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, l'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, voi sapete Xi Jinping, che è il segretario del Partito Comunista Cinese, che in Cina è anche il capo del governo, che si è fatto togliere il limite di mandato e in cima non c'è il bicameralismo perfetto, quindi per capirci, diciamo, quello che dice lui al congresso, diciamo, ha una certa tendenza a influenzare il futuro della Cina. Nel suo intervento, nella sua relazione, 3 ore e mezza ha parlato, secondo Bloomberg, questo sito americano che ha fatto un calcolo molto pignolo delle parole usate nelle relazioni di Xi Jinping, secondo Bloomberg Xi Jinping ha usato per 89 volte la parola ambiente, per 70 volte la parola economia e sotto l'occhio del radar comunismo e socialismo. Perché Xi Jinping ha fatto questo? L'ha fatto secondo me per 3 motivi. Uno, il problema è molto serio, non è solo i mutamenti climatici, ma è un problema di inquinamento locale. Le città cinesi spesso sono camere a gas. Quando noi parliamo di targhe alterne, quelli chiudono centinaia di chilometri di autostrade e, aggiungo, cosa da non sottovalutare rispetto al fattore umano, i figli dei capi del Partito Comunista e dei ricchi cinesi vivono in queste città che sono camere a gas. Quindi
A Shanghai e a Pechino sono anni che non puoi circolare, per esempio, con scooter che non siano elettrici. Quindi il problema è serio. Due, i cinesi come altri, ma soprattutto i cinesi, hanno capito che chi arriva prima acquisisce un vantaggio competitivo. L'accelerazione che la Cina sta facendo sull'auto elettrica, dopo questo come esempio, ne potremmo fare altri, è impressionante. La Cina, appunto, per quel meccanismo vagamente diciamo, prescrittivo che hanno di organizzare la vita, ha deciso che l'anno prossimo il 12% delle auto vendute devono essere elettriche, l'anno dopo il 14% e via a seguire. No? Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto un cambiamento enorme nelle politiche delle case automobilistiche. Vi faccio un esempio che a me ha colpito molto. Marchionne, che purtroppo poi è scomparso, si sapeva che avrebbe abbandonato FCA nel 2018. Per anni Marchionne ha detto che il futuro non era dell'auto elettrica, anzi che l'auto elettrica era anche un problema dal punto di vista ambientale. All'inizio del 2018, quando diciamo, si sapeva già che lui sarebbe andato via, fece una lunga intervista, adesso non ricordo bene se era La Stampa o il Corriere della Sera, ma una di queste interviste di 2 pagine molto impegnativa, in cui lui diceva che non solo l'auto elettrica era il futuro, ma che nel 2025, il 2025 dal punto di vista dell'automobile domani, forse ieri per molti aspetti, il 50% delle autovetture vendute nel mondo sarebbero state ibride o elettriche. Nella stessa intervista lui diceva che avevano già trovato il suo sostituto, avevano cercato una donna ma non l'avevano trovata e quindi era un sostituto interno. Io malignamente ho anche pensato che questo sostituto lo aspettava sotto casa la sera, perché dopo che ti ho detto per anni che quella non è la prospettiva, poi dici guarda scusa, abbiamo cambiato tutto, domani devi fare il 50% delle auto ibride o elettriche, ma perché lui ha fatto questo? Perché la Cina è il più grande mercato mondiale dell'auto, vendono in Cina 26-28 milioni di auto all'anno, se tu non stai su quel livello e se tu non stai attento a come sta cambiando la tecnologia, pensate alle batterie, allo stoccaggio, eccetera, sei fuori. E il motivo per cui la Fiat è stata costretta a cercare un partner è legato sia alle dimensioni, ma anche al fatto che la Fiat non aveva lavorato sul settore dell'auto elettrica, mentre sia la Peugeot che le altre francesi che le tedesche, ma soprattutto le tedesche stanno lavorando tanto. Questo pone dei problemi enormi, a noi per esempio, perché voi dovete sapere che insomma, 1/5 delle auto tedesche sono fatte in Italia, c'è una componentistica fortissima, quindi o noi aiutiamo le nostre imprese, no? A stare su quel livello, oppure abbiamo un problema. E questo è un settore per noi critico, come ce ne sono altri. Però c'è un altro aspetto, e qui la dico in positivo, che è anche questo dietro in parte le considerazioni che vengono fatte nel referendum. C'è anche una parte molto forte dell'economia italiana che è assolutamente spinta come prestazioni ambientali. Questo non per le politiche che ha fatto l'Italia, ma per i cromosomi, per l'antropologia. L'Italia nelle politiche ambientali ha seguito le politiche europee, spesso anche con prestazioni buone, avanzate, penso alle raccolte differenziate, o per capirci, quando parliamo di economia circolare, una parte sono le raccolte differenziate e una parte è il recupero generale di materiali. No? Siamo avanti per esempio nella chimica verde, per esempio nelle bioplastiche, in alcuni settori siamo avanti, ma soprattutto anche nelle rinnovabili sì, noi siamo avanti nel senso che noi abbiamo una percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili che è fra le più alte nei grandi paesi europei, anche se ci siamo un po' fermati e dovremo accelerare. E lì per esempio, per capirci, siccome il rapporto che è stato presentato da poco sulla Green Economy in Italia, Green Italy, fatto dalla Fondazione Simbola con Unioncamere, ma anche con la collaborazione di tutti i soggetti che fanno parte di Simbola, incluso la Confartigianato, la Coldiretti e tutti, si fa un bilancio di questi 10 anni, abbiamo avuto delle accelerazioni formidabili. Tenete conto che 10 anni fa i megawatt installati di fotovoltaico erano 25.000, oggi sono 660.000, il costo del fotovoltaico si è abbassato di oltre l'80% e, per capirci, l'America di Trump
ha diminuito l'uso del carbone nonostante che Trump abbia fatto una campagna elettorale sul carbone. Se voi andate sulla rete trovate molte manifestazioni in cui c'è Trump che parla e dietro, voi sapete come sono fatte queste cose americane con i cartelli prestampati che fanno vedere dietro, lui aveva uno slogan che era Trump scava carbone e con questo faceva le manifestazioni. È arrivato al potere, il carbone, hanno chiuso 70 centrali a carbone, perché poi quando cambia il vento, puoi fare anche l'uscita ideologica, ma poi c'è una forza della realtà che va in quella direzione. Ma il punto di forza dell'Italia, e in questo si sottovaluta, perché noi siamo pure esterofili, ci facciamo sempre leggere dagli altri, dalle agenzie di rating, da fondi, e non capiamo qual è la forza della nostra economia, che diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, dove ci stanno tante cose, ci sono i campanili, cioè le comunità, Mario Cipolla, sì, è economista, sì, sì, e c'è la bellezza, c'è le comunità, c'è una sfida su cui l'Italia è avanti. Per esempio, vi faccio un solo esempio, noi siamo in Europa di gran lunga la superpotenza dell'economia circolare. Non sto parlando delle raccolte differenziate urbane, in cui siamo messi non male come Italia, ma abbiamo una situazione molto a macchia di leopardo. Milano è assieme a Vienna, la città europea, sopra il 1 milione di abitanti, che è la raccolta differenziata più alta. Questa provincia ha dei livelli di eccellenza europei. Io non credo che ci sia in Europa un'area territoriale che sta sopra l'80% di raccolta differenziata. La provincia di Treviso ha 100 comuni che stanno sopra l'80% di raccolta differenziata. E il problema che spesso abbiamo è la burocrazia, nei suoi vari aspetti. Vale per il recupero dei materiali dei cicli produttivi, ne parlavamo con Francesco oggi, vale anche qui per questa provincia. Ricordate che per me è stata una fatica enorme e anche un'arrabbiatura enorme il fatto che in questa provincia, dove si era realizzato con Contarina il primo impianto al mondo di riciclaggio di pannolini e pannoloni, sembra un ragionamento banale, però quando superi l'80% i pannolini e i pannoloni non sono irrilevanti in quello che rimane e sono difficili da smaltire per motivi che tutti possiamo immaginare. Il primo impianto al mondo si è fatto qui, è un'azienda che si chiama la Fater, collegata alla Procter & Gamble, un'azienda abruzzese, ci ha messo 5 anni per avere l'autorizzazione per usare quei materiali, tant'è vero che se ne volevano andare all'estero questi, semplicemente per lungaggini burocratiche, e potremmo continuare in materia. Ma noi in realtà nell'economia circolare siamo fortissimi, noi recuperiamo il doppio dei materiali della media europea, molto più dei tedeschi, non per le leggi, ma per la storia, per l'antropologia. Noi siamo un paese povero di materie prime e quindi abbiamo costruito filiere, gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami di Brescia, che sono più efficienti. Cioè siamo abituati a usare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. Voglio aggiungere un elemento. Noi siamo stati spinti positivamente a scommettere sulla qualità, no? Questo fa sì che tu produci più ricchezza, garantendo di più i diritti, perché se devi fare una cosa che non costa nulla in grande quantità ti servono gli schiavi. Se devi fare una cosa bella ti serve gente che ha diritti, anche quando è extracomunitaria. E se voi pensate a quanto è successo, per parlare di nuovo di cose che riguardano questa provincia, se qualcuno avesse detto 20 anni fa che si sarebbero continuate a fare in Italia le montature di occhiali, sarebbe stato guardato come lo scemo del villaggio, perché tutti avrebbero detto vabbè, le montature di occhiali si faranno nell'est europeo all'inizio. Voi sapete bene che la provincia di Treviso fece il congresso di un'industria a Timișoara, alla fine dello scorso millennio, no? O in Cina o in Vietnam, perché poi anche i cinesi al loro piccolo si incazzano, per cui quelli i più sventurati adesso sono quelli vietnamiti che stanno ancora indietro rispetto ai livelli salariali e dei diritti dei cinesi. E invece cosa è accaduto? Che lì ci sono andate le montature di occhiali a 10 euro, ma se vuoi fare gli occhiali migliori li fai qui. L'export di occhiali che viene da queste zone è cresciuto sempre nel corso di questi anni e il Google Glass la fa Luxottica, non è che lo fanno nel Guangdong, no? Allora c'è una maniera di produrre che è legata alla qualità, all'innovazione, alla bellezza, che è legata alle comunità.
perché in Italia non produci bellezza se strappi con i territori. Cioè, dietro tante cose belle che si fanno in Italia, sia il settore del legno arredo, adesso con Roberto ne abbiamo parlato tante volte, sia la meccatronica, siano le macchine da caffè, c'è anche un rapporto fra imprese, comunità e territorio che è forte perché gli conviene, voglio essere brutale, non perché sono buoni, cioè sono anche buoni alcuni, no? Ma perché è la nostra maniera di stare al mondo, no? E la cosa che noi misuriamo spesso è proprio questo, cioè noi oggi abbiamo presentato dei dati assieme al manifesto, per esempio sulle imprese che in Italia hanno fatto investimenti in campo ambientale negli ultimi anni. Il Veneto è la seconda regione italiana come numero di imprese. In Veneto sono, mi sembra, 43.000 le imprese che hanno fatto investimenti in campo ambientale, cioè un terzo delle imprese, più di un terzo delle imprese manifatturiere, per capirci. In Italia sono ugualmente una percentuale simile. Perché lo fanno? Perché queste imprese sono quelle che poi innovano di più, esportano di più e producono più posti di lavoro. Cioè istintivamente siamo portati in quella direzione. Io faccio un esempio che mi diverte molto, che è quello delle giostre. Pochi lo sanno, ma noi siamo dei leader mondiali nella costruzione delle giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Phnom Penh, di Coney Island giocano su giostre italiane. Le nostre giostre vincono perché le nostre giostre sono più belle, si adattano di più alle culture locali, la cosiddetta sartorialità italiana. Io ho visto fare a Ponsacco dei mobili per i russi, per me orribili, però difficilissimi da farsi, questi ampollosi, pesanti, eccetera, però in Russia andavano come il pane, per così dire, perché dovevi essere bravo a farlo e ti dovevi adattare anche a quel tipo, diciamo, di domanda, ma vincono le nostre giostre anche perché consumano la metà dell'energia di quelle tedesche. Ai produttori di giostre non gliel'ha detto nessuno quello, e non sono iscritti né alla Lega Ambiente, né a Greenpeace, né al FAI, né al CAI, no? Perché sono in genere eredi di famiglie circensi, non proprio, diciamo, legate a queste culture, ma è la nostra maniera di stare al mondo. Allora, torno al discorso della Laudato Si e torno al riferimento alla Laudato Si che c'è in questo manifesto, proprio perché nel delineare una strada possibile di contrasto alla crisi climatica concreta, reale, che muove l'economia. Un grande ambientalista che Roberto conosce, Alexander Langer, forse il più originale ambientalista italiano, ha detto una volta che la conversione ecologica sarebbe stata vincente quando sarebbe diventata socialmente desiderabile. Socialmente desiderabile significa che sta in campo, che è in grado di rispondere sia a motivazioni non economiche sia a motivazioni economiche. Anche qui nella Laudato Si ci sono dei passaggi molto belli, quando per esempio parla della sobrietà non come un limite, ma come un'occasione per una vita più umana, più intensa. Insomma, è proprio bello quel documento. In questo noi possiamo dire la nostra parola e possiamo dirlo come i firmatari del documento, che non è il manifesto di Simbola, diventerà il manifesto di Assisi, perché poi lo presenteremo ad Assisi a gennaio, ma è un manifesto che è firmato da tutti. Io non ricordo mai un'ampiezza simile, non solo sulle questioni ambientali, perché nella tipica schieramento che se c'è dietro questo manifesto c'hai le forze economiche, cioè Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, tutto il mondo, hai forze sociali, hai forze tecnologiche, c'hai Renzo Piano e Zamagne, hai Bruni e le associazioni ambientaliste. C'è l'idea di una specie di Green New Deal dal basso, che supplisce anche a una mancanza della politica che su questi temi onestamente insomma, balbetta, e sono ottimista, diciamo, da questo punto di vista. Un'ultima considerazione voglio fare. Questo secondo me ha molto a che vedere, e mi fa piacere che Morandini sia anche un fisico, diciamo, anche con la tecnologia. Però una tecnologia a misura d'uomo, cioè una tecnologia che ha vista attraverso le lenti, diciamo, della sensibilità umana, ma e ha a che vedere anche con la cultura e la storia di questo paese. Con Roberto ne abbiamo parlato tante volte, qui siamo in zona Vaia quasi, no? Per capirci. Noi dobbiamo recuperare anche filoni antichi di cultura, penso alla cultura dei boschi, no? In cui l'Italia ha una tradizione che un po' ha perso, no? L'anno prossimo sono 500 anni delle regole camaldolese.
che è del 1520. I camaldolesi avevano nei boschi il loro bancomat, adesso cioè, gestivano le foreste casentinesi, è chiaro che era una fonte di ricchezza, però quando i camaldolesi scrivono la regola camaldolese, scrivono delle parole bellissime, perché il pezzo che parla del come si devono tagliare i boschi dice testualmente: e quando se n'ha da tagliare, il custode procuri d'essere presente, acciò che si taglino in quei luoghi e quegli abeti che manco diminuiscono la selva e manco le tolgono della sua bellezza e vaghezza. Sono i frati camaldolesi del 1520. Che cosa ti dicono? Quando tagli il bosco ci vogliono delle regole, ci vuole chi fa rispettare queste regole. Qual è la finalità di queste regole? Permettere che la selva si riproduca, manco diminuiscono la selva, ma garantire anche un concetto che è molto culturale, etico, suggestivo, evocativo, che è garantire la bellezza e vaghezza del bosco, no? Anche in questo ci sono nella Laudato Si delle parole molto belle, che assomigliano però a quelle di un economista italiano non sospettabile di ostilità nei confronti del mercato. Anche lì le parole sul mercato sono molto dure. A un certo punto nella Laudato Si si dice: proclamare la semplice libertà del mercato disonora la politica. Concetto pesante, ma io ricordo che Einaudi, che non era certo uno che non amava l'economia di mercato, ha scritto che chi cerca rimedi economici a problemi economici è su falsa strada, la quale non può che condurre se non al precipizio, perché l'aspetto economico è perché l'economia è l'aspetto e la conseguenza di un più vasto problema spirituale e morale, detto da Einaudi, quindi da uno che aveva quel tipo di impostazione. E io penso che noi possiamo affrontare questi temi se teniamo assieme tutti, se non strappiamo la società, se non costruiamo muri, perché i muri fra di noi ci impediscono di seguire, diciamo, questa strada, e se recuperiamo assieme alla spinta innovativa il meglio della nostra cultura e della nostra tradizione. Alcuni amici sanno che io per esempio adoro un brano della Costituzione senese del 1309. Nel 1309 i senesi, che erano dei grandissimi rompiscatole, non erano dei ragazzi simpatici, diciamo, basta chiedere ai grossetani, agli aretini, eccetera. Infatti, diciamo, i senesi non ricordano come giornata dell'orgoglio senese il giorno del Costituto di Siena, ma ricorda come giornata dell'orgoglio senese la battaglia di Montaperti, che 20 anni prima li portò a massacrare 12.000 fiorentini pur essendo in inferiorità numerica, e quel giorno i senesi si sentono molto senesi. Ma quei senesi scrivono questo Costituto di Siena, lo scrivono in lingua volgare. Pensate di nuovo alla semplicità con cui è scritta la Laudato Si, perché tutti lo dovevano capire, e lo affiggono nelle chiese. Ci arriva la narrazione anche di come era fisso, cioè perché lo affissero, lo figgono con delle pergamene legate in maniera tale che la gente non si potesse rubare, diciamo, per così dire, la materia prima. Lo affiggono nelle chiese perché tutti lo potevano conoscere in questa maniera. Ci sono 3 righe che secondo me non sono solo un perfetto programma per il futuro del nostro Paese, ma sono una bella sfida che ci aiuta anche per affrontare le questioni legate alla crisi climatica, per ridare un'anima all'Europa, ma insomma non la faccio lunga, semmai ci torniamo dopo, perché dicono quei senesi: chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io lo trovo fantastico. Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, non l'abbiamo fatto tante volte, però pensate, siamo nel 1309, questi sono quelli di Montaperti, non è che sono un circolo fai, per capirci. Per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, in questo c'è tante cose. C'è l'inclusione, l'accoglienza, il marketing territoriale, la percezione che chi affascina ha una marcia in più, il soft power. E tutto questo per cosa? Per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. L'onore è un bene molto particolare.
L'onore non si compra e non si misura, però senza onore non c'è prosperità e accrescimento della città e dei cittadini, non c'è buona economia. Ecco, secondo me se noi ritroviamo questa strada, e la Laudato Si a mio avviso ci aiuta molto, affrontiamo la crisi climatica, ma rendiamo anche più forte e più a dimensione umana la nostra economia.